Umanitaria.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, penso che siamo già attivi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, scrivevo prima a Natale. Io ho la brutta abitudine di non guardare quando scrivo e ogni tanto scrivo completamente in maiuscolo e sapete che c'è la... che quando si scrive in maiuscolo sembra quasi di urlare. No, non stavo urlando, sono al mattino, sono sveglio da poco e quindi non ho guardato. Mi perdoni Natalia, perdonami. Buongiorno a tutti. Linea anche aperta, quindi mi interessa molto l'interazione con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su quello che facciamo come associazione. Magari sarebbe bello sentire qualche volontario o qualche volontario a sorpresa, perché no? Oppure qualche benefattore o benefattrice, persona che da anni magari contribuisce, dà una mano all'attività dell'associazione e ci permette di portare avanti il nostro programma di fare del bene, sostanzialmente. Portare il bene dove riusciamo, essendo noi il mezzo, no? Essendo noi il mezzo per poterlo fare. Il mezzo etico, il mezzo più, come si può dire, più attento, molto collegato con le nazioni ma neanche con le nazioni, andrei oltre anche ai confini territoriali, nei luoghi, ecco, forse il termine migliore, perché già quando una volta vedevo alcuni video che spopolano sui social, no? Dove fanno vedere che c'è la formichina che se fa il cerchio col pennarello non esce dal cerchio. E tutti i ragazzi dicono guarda che stupido la formichina, gli hanno disegnato un confine e non esce più da lì. Poi ti fermi, rifletti e dici ci sono persone che nascono nel proprio paese, non escono mai dal proprio paese e muoiono nel proprio paese, o ci sono persone che non escono dalla propria nazione o dalla propria regione, quindi non siamo tanto diversi da quella formichina. Noi sì, ne siamo diversi. Noi ragioniamo per progetti, non guardiamo i confini, molto spesso non guardiamo neanche la difficoltà e il pericolo, guardiamo solamente il portare aiuto a chi ce lo chiede. E tante volte cambia il metodo organizzativo, ovviamente. Se andiamo in un luogo terremotato ci sono un certo tipo di contatti. Se andiamo in un luogo dove ci sono i cristiani perseguitati, ci muoviamo in un'altra maniera, con molta più delicatezza, con molta più riservatezza. Ci sono decine, forse centinaia di azioni, chiamiamole azioni o missioni, che sono state fatte che non si sapranno mai, perché molte volte, anzi spesso, quasi sempre, le cose si fanno perché vanno fatte, non perché bisogna dire di averle fatte. Questa è una piccola ma gigantesca differenza tra il nostro operare e l'operare di altre associazioni che poi spendono gran parte del loro fatturato, del loro raccolto economico per far sapere al mondo quanto sono bravi e quanto sono belli. Usassero un po' meno pubblicità e un po' più di azione, forse riuscirebbero a rendere non felice, ma a rendere serena molta più gente. Perché state tranquilli, dove andiamo a dare aiuti in alcuni paesi africani, per esempio, troviamo la disperazione vista in confronto al nostro stile di vita. Ma là i bambini sorridono, là i bambini sono contenti di vederci, là i bambini sono contenti di vivere, contenti di essere in vita e quindi tutto quello che gli si porta è un miglioramento alla loro felicità. Sì, sembra assurdo a volte, sembra assurdo, davvero incredibile a volte.
pensare che si porta aiuto a persone felici, felici di non avere niente. Quindi qualsiasi cosa gli si porta, che sia un pozzo per non fare più 3 chilometri o 5 chilometri per andare a prendere acqua inquinata, e invece andare a prendere l'acqua di un pozzo o portare l'acqua in quello che là viene definito, secondo i loro standard, un piccolo ospedale. Pensate che ci sono piccoli ospedali in alcune aree che non hanno l'acqua corrente, che non hanno la corrente elettrica. Quindi le azioni da fare sono più complesse, sono più delicate, sono più importanti. E questo non vuol dire andare a portare la nostra civiltà o andare a esportare la nostra democrazia. Vuol dire cercare di far vivere degnamente queste persone nel loro paese. Tanti anni fa ci criticarono un po' perché dicevano: voi aiutate sempre gli altri. Eh, sì, noi eravamo nel gruppo dei guerrieri per la pace, no? E tra le frasi più belle, penso che ancora l'associazione usa, c'era aiutiamo i popoli ad aiutarsi, e lo facevamo da loro, perché se noi facciamo in modo che delle ragazze possano studiare al loro paese, possano diventare avvocati, medici, meccanici, qualsiasi mestiere va bene in un posto dove non c'è nulla. E quindi gli avvocati, le ragazze che diventano medici, avvocati o comunque che prendono un ruolo più importante perché studiano, possono diventare il futuro di quella nazione, possono contribuire al miglioramento di quella nazione, possono fare in modo di dare speranza ai ragazzi che sono lì e poi non credono più alle favole che gli raccontano per farli venire in Europa. E questo non vuol dire essere razzisti, perché nessuno, penso, vorrebbe andarsene da dove nasce, vorrebbe allontanarsi troppo. Nessuno vorrebbe scappare dalla propria terra, quindi fare in modo che gli aiuti portino quel tipo di bene è importantissimo. Riusciamo a farlo? Sì, riusciamo a farlo grazie a voi. Riusciamo a farlo grazie a voi che ci date un contributo, piccolo, grande che sia, viene incanalato e messo nei progetti, dove la donazione ha un indirizzo e spiego dove la donazione, penso al bonifico, penso alla lettera che ci può arrivare che spiega questo contributo, che dice io voglio dare contributo per le donne o per gli uomini perseguitati, per le persone, per i cristiani perseguitati. Bene, le missioni che hanno quel tipo di indirizzo vedranno quei fondi. Oppure le nuove povertà in Italia. Purtroppo quello è un problema che sta aumentando molto, mentre da una parte ci dicono che a Milano che Milano sta diventando la città dei milionari. Non so se avete letto in questi giorni, nelle settimane scorse, che dicevano che ogni 12 milanesi c'è una persona che ha almeno 1 milione di euro sul conto corrente, liquidi, pronti. Quindi, ma questo non vuol dire che i milanesi sono diventati tutti milionari, vuol dire che grazie a delle politiche, io non so se vederle positivamente o no, di defiscalizzazione delle persone che portavano la residenza a Milano, questo non so se è stato quel genio di Sala o chi ad avere quell'idea. Ci sono persone che hanno semplicemente spostato la residenza, aperto un conto in banca e trasferito dei soldi. Ma questo non possiamo sapere se c'è qualche arabo che risiede a Milano o che se c'è qualche pilota di Formula 1 o che c'è tra l'altro. Hamilton mi sembra che abita a Milano, o calciatori famosi che giocano in squadre magari internazionali e hanno la residenza a Milano, quindi è un po' tirata per i capelli, quasi fittizia la cosa, però
Gli hanno permesso di non pagare le tasse per i soldi che trasferiscono qui e che lasciano qui. Quindi qualcuno spera di far diventare Milano la città dei miliardari, o dei milionari. Questo è un problema perché aumentano di fatto gli affitti, aumentano i costi, aumenta tutto e chi viveva stabilmente a Milano, chi ci ha vissuto tutta la vita o chi vive da più della sua vita a Milano, quindi i suoi parenti, i suoi genitori, i suoi nonni sono milanesi oppure sono arrivati a Milano magari nel dopoguerra, si trovano adesso con affitti da fuori di testa, con valori improponibili per una vita normale. E chi ha un lavoro ne paga le conseguenze, chi ha un lavoro a Milano stabile ne paga le conseguenze, perché per poter lavorare deve poi muoversi, spostarsi fuori Milano, andare avanti e indietro in macchina, in treno, cioè cambia tutta la vita. E queste nuove povertà sono da noi monitorate. Abbiamo delle segnalazioni, non abbiamo un'authority che ci segnala, abbiamo voi. Abbiamo voi che oltre a darci un contributo, a volte ci dite anche mi sono accorto che questa persona che ha sempre fatto magari del bene per il paese o per la città, ha sempre fatto grandi cose, oggi non lo vediamo più in giro. Sappiamo che si è chiuso in casa e non si muove più. Ci sono tante persone che meritano un aiuto, tutti meritiamo di poter uscire dalla buca, io su questo termine, no? Di poter uscire dalla buca e di poter vedere un po' di serenità. E a volte basta un caffè, basta bussare alla porta, andarsi a bere un caffè, parlare un po', far uscire Il primo aiuto a volte è proprio quello, far tornare la persona sul pianeta, farlo uscire da quella buca dove è caduto o dove ci si è infilato. Quindi il tornare a mettere questa persona un po' al centro è il primo grande aiuto e fatelo, mi raccomando. Controllate di più, siate voi il primo aiuto, guardando di più il vicino, guardando di più se quei micro segnali che accadono ogni tanto, no? Quei micro segnali che ci fanno capire che il vicino non apre più la finestra la mattina, il vicino non lo vedo più girare in giardino, il vicino non lo vedo più andare a comprare il pane o fare la passeggiata, andarsi a bere un bianchino magari per fare due parole, no? E allora lì è il momento dove ci si informa, ci si dovrebbe informare un pochettino. Essere umani, non esseri umani, essere umani. Altra lettera che fa una grande differenza. E poi c'è l'aiuto, dare la possibilità quando ci si rende conto che c'è bisogno di fare qualcosa di più grande. Guardate cosa è successo in questi giorni con quel tornado che ha colpito nello stesso momento la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, ha fatto disastri. Certo, si muoveranno le istituzioni, si muoverà l'Europa, si muoverà il mondo per aiutare alcuni posti. Come spesso accade, ci sono le persone innamorate di quei territori che arrivano magari a farsi la vacanza durante il periodo estivo e sono i primi poi che dicono no, peccato, la mia spiaggia non c'è più, allora io che sto bene posso chiamare l'amministrazione oppure chiamare la persona che conosco e chiedergli se ha bisogno di qualcosa. C'è la devastazione, c'è un disastro lì, come ci sono disastri silenziosi, disastri che non vengono raccontati. Ci sono guerre silenziose che non sono nemmeno guerre, perché non sono state nemmeno dichiarate, però intanto si continua a sterminare la gente. Ci sono persone che si pensano superiori o gruppi di persone che si pensano superiori. Attenzione, non sto parlando ancora di nazioni, sto parlando di persone che pensano di avere la divisa del colore giusto e quindi quelli che non hanno la divisa del colore giusto o non hanno nemmeno la divisa non possono esistere e non hanno diritto di esistere, vengono trattate, ma non si può neanche dire peggio delle bestie, perché non si dovrebbero trattare neanche gli animali così. Quindi non vengono trattate in modo umano. E questo è pesante.
queste sono le segnalazioni che molto spesso ci arrivano, questi sono molto spesso gli aiuti che portiamo grazie al contatto che tante volte sul territorio che rischia la pelle solo perché cerca di aiutare qualcuno e qualcuno se n'è anche andato cercando di aiutare quel territorio. E quindi è importante che la nostra possibilità di aiutare sia sempre pronta. Quindi per quello che dico, se state pensando di fare qualcosa con il 5 per 1000, di fare qualcosa con un aiuto temporaneo, di fare qualcosa come aiuto periodico. Penso a chi dice io non posso darti un aiuto di 1000 euro, però posso magari ogni tanto fare una donazione di 50 euro, di 100 euro, non lo so. E a noi va bene, perché quando diventa programmabile, perché sappiamo che arriva, per noi diventa importantissimo. Possiamo già cominciare a contattare, a fare la nostra scrematura degli aiuti più urgenti e programmare tutto quello che serve. A volte sono beni materiali, molto spesso sono aiuti economici che ci permettono di far muovere una filiera in quel territorio. Quindi mandiamo dei fondi al nostro contatto va in falegnameria a comprare il mobile, il falegname che sta lavorando quel mobile può andare a comprare viti e bulloni che gli servono, quindi va da un'altra parte, può comprare da mangiare, quindi va nella cascina, nella fattoria, nei negozi di zona, quindi quella donazione automaticamente si è moltiplicata già per 10, perché quei 100 dollari magari inviati o quei 100 euro inviati, dipende poi dalla moneta, dalla valuta che ovviamente si manda su quel territorio, quando diventano soldo, quando diventano carta, girano e si moltiplicano. C'era un bellissimo film di Totò, no? Che faceva vedere che con le stesse 10.000 lire, no, con le stesse 1.000 lire o 100 lire, non mi ricordo, quei fogli di carta giganti, in un minuto si prestavano e si restituivano un debito in 4 e si azzeravano un debito semplicemente facendo girare la stessa moneta, lo stesso soldo. Questo è geniale, è la cosa più bella che si può fare. Quindi, sì, bello fornire materiali. Io ricordo con grandissimo piacere quando, eh, grazie a un contatto con Luigi, mio contatto, il nostro referente piemontese, ha avuto un lutto importante in questi giorni, lo abbraccio tanto. E spero di avere modo di incontrarlo presto, perché è tanto tempo che non ci vediamo di persona. Troveremo occasione per quello. Io girando sempre come una trottola, faccio veramente fatica a trovare anche il tempo per queste cose. E il lavoro mi andrebbe organizzato meglio. Dovrei organizzarlo meglio anch'io. E quindi in quel periodo, grazie a un problema, quindi c'era un nostro socio che aveva questi magazzini che gli erano stati riempiti, questo capannone o capannoni che erano stati riempiti di banchi, scrivanie, tavoli, sedie, armadi delle scuole piemontesi, le scuole di Torino, che aveva rifatto tutti gli arredi, gli avevano chiesto il favore di poterle mettere lì per un certo periodo. A un certo punto gli hanno detto ok, buttale, e lui era disperato, non sapeva cosa fare. Allora, con Sara abbiamo avuto un'idea, abbiamo preso delle nostre persone che potevano valutare la bontà di quegli arredi, di quelle cose. Abbiamo fatto qualche container di arredi scolastici e abbiamo allestito una scuola. Qui si buttava via tutto, di là è diventato più del niente. E quindi si fece tutto l'arredo di una scuola che ancora c'è oggi, se non mi sbaglio, e funziona benissimo in una zona molto complicata. Però i bambini intanto studiano, intanto i bambini cominciano a vivere in modo differente dai loro genitori, magari, cominciano a fare qualcosa in più. E lo fa grazie a un qualcosa che qui è stato spedito, mandato là, e là è stato consegnato e gestito con loro.
Questa è stata un'eccezione importante, abbiamo avuto la possibilità di fare i trasporti con i militari, abbiamo potuto fare unire un sacco di buone cose che ci hanno permesso di arrivare là. Quando si vuole fare del bene, molto spesso il bene che vuoi fare si incatena con altre cose e un'azione piccola diventa meravigliosamente grande. E ci si accorge poi quanto era complicato magari da organizzare tutto, perché niente è semplice, ma quanto poi era semplice, bastava pensarlo nella maniera giusta, bastava guardare quelle cose nella maniera giusta per farle diventare grande risorsa. Da rifiuto ingombrante a risorsa per centinaia di persone. E questo lo ha fatto l'Umanitaria Padana insieme all'ACP, insieme a una grande collaborazione, insieme a tante persone buone che hanno deciso di fare qualcosa di incredibile. La donazione economica invece è molto più veloce. Voi potete farla adesso, per esempio, potete fare utilizzando i sistemi che oggi ci sono, il bonifico istantaneo, e automaticamente ci dite questi X euro, usateli per questa destinazione. E sarà un onore per noi poterlo fare, potervi ringraziare anche per questo e tenervi al corrente anche di quello che stiamo facendo in quella determinata missione, dove è possibile ovviamente. Come ho detto la settimana scorsa, noi abbiamo molta documentazione, abbiamo visto molta documentazione all'interno dell'associazione che non può essere resa pubblica. Perché? Perché si mettono a rischio i contatti che abbiamo. E quindi dateci la possibilità di farlo, mi raccomando, umanitariapadana.net, dal vostro smartphone, dal vostro computer, potete andare sul nostro sito internet, trovate sul lato destro in alto il tastino Dona ora, non vi preleva i soldi se lo schiacciate, non vi preoccupate, vi si apre una pagina dove ci sono scritti i conti correnti bancari, dove c'è scritto siamo intanto arrivati alla fine della trasmissione, dagli ultimi secondi Natalia, e poi aspetto il segnale così non mi tagli la testa perché sforo il tempo. E, cosa voglio dire? Sì, lì trovate i due IBAN, trovate il conto corrente postale, trovate tutto. Ecco, un appunto importantissimo, lo dico anche nella trasmissione dopo con ACP, se usate il conto corrente postale, quindi usate il vecchio classico sistema tradizionale che avevano molti di fare il bollettino, no? Andare in posta, fare il bollettino, compilarlo, causale, tutto, fate la donazione, a noi arriva, statene certi, ma non lo sappiamo da chi arriva. Quindi quando fate una donazione col bollettino postale, fategli una fotografia e mandatecela in associazione, perché capita spesso che ci arrivano le donazioni e non sappiamo chi le ha fatte. Perché la posta una volta quei bollettini ce li faceva avere, anche in ACP abbiamo una grossa difficoltà con questa cosa, perché c'è il tesseramento, ci sono i servizi da attivare, abbiamo grosse difficoltà perché vediamo i soldi entrare ma non sappiamo chi li ha inviati, perché le poste non ci mandano più il bollettino postale o la copia o la scansione del bollettino. Quindi se fate una donazione utilizzando quel sistema, o se avete fatto compilato il 5 per 1000 per noi, fatecelo sapere. Se avete convinto il vostro commercialista a consigliarlo ai propri clienti, fatecelo sapere. Perché è bello che uno ha l'azienda e dice c'ho la mia ditta, quindi il 5 per 1000 delle mie tasse lo voglio donare, tanto non vi costa nulla, lo voglio dare all'Umanitaria Padana piuttosto che ad altri. Molti criticano altri perché hanno troppi soldi e poi li usano per far vivere bene i propri funzionari, mettiamola così. E una piccola parte va in donazioni reali. Noi cerchiamo invece di utilizzare il più possibile, a volte quando arriviamo a donazioni che sono un po' al di sotto, come in questi ultimi anni, che erano un po' tirate, che vediamo che le percentuali cambiano, perché i costi fissi dell'associazione ci sono, è vero, l'affitto, l'ufficio, i furgone, la benzina, il gasolio che si fa per muoverlo, quelli sono i costi più o meno fissi che abbiamo, le assicurazioni sono i costi più o meno fissi che ha l'associazione. Ovvio che
quando si ha un patrimonio più grande, quel costo diventa lo 0, no? L'1%, quindi vuol dire che il 99% viene portato a destinazione nelle missioni. Quando la donazione è bassa, quell'1% diventa, insomma, un costo fisso, diventa un po' più grande. Cerchiamo di farlo ritornare piccolo, cerchiamo di tornare superare il 95, il 96% di attività portata alle donazioni, e questo lo possiamo fare soltanto grazie a voi, grazie a voi che se ci darete una mano, che ci date una mano, che ci date un contributo proprio per fare in modo che tutto possa essere portato al bene, a fare del bene e a far star bene le popolazioni dove riusciamo ad arrivare. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo alla prossima. Buon fine settimana. Avete ascoltato Umanitaria Padana Online.